Il secondo hub è inaugurato sabato in pompa magna e oggi è ancora chiuso a distanza di 3 giorni. È il primo che funziona ormai da qualche settimana, fermo, bloccato, perché qui a Nuoro i vaccini non ci sono più, sono finiti. Oggi non ci sono vaccini? Né oggi né domani, quindi quelli di oggi sono spostati a venerdì e quelli di domani a sabato. Ma quindi non soltanto i richiami, cioè non si fa niente? Niente, né prima né seconda dose. Sto Addirittura. già sentendo. E quindi chi era prenotato Chi era oggi? prenotato per oggi, da quello che mi è stato comunicato, verrà fatto venerdì. Venerdì. Stesso orario, quelli di domani a sabato, sperando che la regione invii i vaccini. I cancelli sono chiusi qua, ma i nuoresi arrivano sperando di poter fare il vaccino, ma oggi le dosi non ci sono e quindi tutti dovranno tornare a casa o forse tornare qui un altro giorno. Avete prenotato per il vaccino oggi? Sì. E cosa vi hanno detto? E ci hanno detto che sono finiti i vaccini e che ci devono spostare a venerdì l'appuntamento. Lei non vedeva l'ora di farlo, forse? Sì, infatti mi sono preparata anche un po'. L'avevano avvisata che oggi non ci sarebbero stati? No. Non sapeva nulla? No. Quando l'hanno chiamata? Mi hanno chiamato la settimana scorsa, mi hanno detto di venire perché oggi alle 11:20 mi avrebbero fatto il vaccino. Io sono ultra settantenne, ci sono troppi morti e come mai non c'è, non ci stanno vaccinando e vedo che c'è questa, siamo un po' abbandonati, questo mi dispiace. A noi ci fanno andare e tornare, che siamo anche persone che stiamo male e non si decidono di fare le cose come si deve, ha capito? E quello è una cosa un po' antipatica.